Ancora un pareggio per il Gioiosa, il secondo consecutivo in questo 2025 che costringe i biancogranata a rinviare nuovamente l'appuntamento con la vittoria che manca dallo scorso 7 dicembre. Contro l'Ostico Palazzolo la squadra di Silvestri rischia in apertura sulla conclusione di Pitronaci che si spegne sull'esterno della rete. Gli ospiti insistono ed è prima Castrovilli a vedersi deviato in angolo il suo tiro da fuori e poi dal successivo corner il colpo di testa di Suarez si spegne di poco alto sulla traversa. Il Gioiosa risponde al 17esimo quando prima la conclusione di Rezzos e successivamente quella di Franzino vengono murate dalla difesa gialloverde. Locali ancora minacciosi al 24esimo con il solito Rezzos il cui destro è sporcato dai difensori avversari. Poi però il Palazzolo torna ad attaccare al 27esimo, un cross da destra per poco non provoca l'autorete di Barez, mentre la punizione di Castrovilli è ben bloccata da Paterniti con lo stesso numero 10 ospite che ci prova anche nel finale di frazione, ma il suo tiro si perde alto non di molto. Nel mezzo da registrare un tiro cross di Franzino che Martinez respinge con affanno. Nella ripresa però al primo vero affondo il Gioiosa passa quando al minuto 54 il classe 2004 Bruno finalizza nel migliore dei modi una splendida azione corale battendo da pochi passi Martinez per il gol che sembra spianare ai biancogranata la strada verso la vittoria e firmando così il suo primo sigillo in campionato. Una gioia che dura poco per la formazione di casa, infatti 3 minuti più tardi il Palazzolo rimette tutto in parità grazie a Torres che raccoglie il cross da destra di Illustre e di testa batte Paterniti facendo così Gioiosa 1, Palazzolo 1 e gara che torna dunque sui binari dell'equilibrio. Il Gioiosa non ci sta ma la punizione di Rezzos al 60esimo e la conclusione dalla bandierina di Bruno al minuto 76 non sortiscono l'effetto sperato. Nel finale però ci prova il Palazzolo e all'82esimo solo una super parata di Paterniti nega a Martiarena la gioia del gol con Illustre che mette rete sulla ribattuta ma la marcatura viene annullata per posizione di fuorigioco. Con questo pareggio il quinto casalingo su 8 gare giocate, il Gioiosa sale in classifica a quota 23 punti e rimane a braccetto con il Palazzolo continuando la loro marcia verso una tranquilla salvezza.